Un finanziamento di 2.500.000 euro dal Ministero dello Sport per realizzare un impianto sportivo polivalente di calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, danza e pattinaggio è quanto ha ottenuto il Comune di Agrigento relativo al bando PNR Missione 5 componente 2 investimento 3.1 sport e inclusione sociale. Il finanziamento per il recupero di aree urbane permetterà la realizzazione del progetto proposto dal Comune in località Villaggio Mosè di Agrigento. E un'altra notizia straordinaria, afferma il sindaco Franco Miccichè, che premia ancora una volta l'ottimo lavoro svolto dall'assessore Gerlando Principato con gli uffici tecnici e la collaborazione del consigliere comunale Gerlando Piparo, che ben conosce le necessità della comunità del Villaggio Mosè. È un progetto che andrà a interessare uno dei quartieri più popolosi della città, ha detto Miccichè, che consentirà di elevare la qualità del decoro urbano e di migliorare il tessuto sociale e ambientale del nostro territorio. Un altro bando competitivo del PNRR, nel quale per vincere occorreva presentare un progetto attrattivo all'avanguardia sia sotto il profilo tecnico che funzionale, come spiega l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato. Abbiamo vinto e questo permetterà agli agrigentini di avere una palestra polifunzionale a servizio dei giovani atleti a costo zero per il bilancio. La superficie del lotto di partenenza della nuova palestra polivalente interesserà una porzione di circa 3.500 m². La struttura rispetterà i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica, integrata nel contesto, costituita da un involucro con ottime prestazioni, alimentato da energia rinnovabile e dotato di impianti tecnologicamente avanzati. I locali, afferma l'assessore Principato, sono stati progettati e verranno realizzati in modo da consentire l'uso da parte dei diversamente abili, sia per quanto attiene l'attività sportiva che per la fruizione degli spogliatoi e dei relativi servizi igienici. Si prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio pertinenziale di 34 posti auto, di cui 2 riservati a utenti diversamente abili.